È terminata con il risultato di 5-4 questa sfida bellissima tra Futsal Emiri e Iato. Siamo qui con Giuseppe Giuliano e chiediamo subito un giudizio sulla prestazione. Innanzitutto buonasera, prestazione molto buona dei miei ragazzi, abbiamo tenuto botta con un'ottima squadra in 6 uomini con un solo cambio. Alla fine peccato per come è andata, ma posso essere solo contento di come si sono comportati. Questo invece è un giudizio su un calciatore in particolare, Giuseppe Alamia, 2 gol, tanti recuperi, 60 minuti su 60 in campo, grande prestazione, un piccolo giudizio su di lui. Ma Giuseppe è un ottimo giocatore, gioca da un paio d'anni a calcio a 5, ma si dimostra sempre di essere valido ovunque lo mettiamo. Oggi, nonostante tutte le difficoltà, ha fatto una grande partita, non solo lui, anche tutti i ragazzi, come ripetevo poco fa. Adesso invece guardiamo la prossima partita contro il Sicilia Futsal, come la preparerete e in settimana se ci sarà magari qualche novità. In settimana avremo qualche giocatore in più che ci permetterà una rotazione magari diversa, anche se abbiamo uno squalificato molto importante come Ricotta, ma comunque ci faremo trovare pronti come per tutte le partite che mancano. Non molliamo sicuramente, specialmente dopo una prestazione del genere.